Il 2024 si sta chiudendo anche con importanti novità dal punto di vista degli investimenti per tutti e tre gli ospedali. È appena arrivato in questi giorni dal Ministero della Salute l'approvazione del progetto che vedrà l'ampliamento, la ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi e ampliamento sia per l'ospedale di Portogruaro che per l'ospedale di San Donà di Piave, mentre per Jesolo è in corso già adesso un progetto di riqualificazione molto importante. Questa progettualità che è stata approvata in primis dalla Regione Veneto grazie anche al supporto degli amministratori locali, in particolar modo si è speso molto in questo percorso anche il consigliere Barbisan per l'area di Portogruaro, ma anche per le aree di San Donà e di Jesolo, che ha sempre sostenuto sul fronte della programmazione le progettualità di questa azienda. E dicevo appunto, il Ministero ha approvato l'avvio della seconda fase, diciamo, in termini di progettualità, che vedrà adesso la realizzazione dei progetti esecutivi e poi l'affidamento lavori per Portogruaro e per San Donà. Abbiamo 18 mesi di tempo per arrivare all'affidamento lavori, ma chiaramente lavoriamo perché questi tempi siano molto più stretti, perché la realizzazione di una nuova area degenze rappresenta un obiettivo importante per l'azienda, perché permetterà poi di trasferire in questa nuova area le degenze dei reparti, diciamo, più datati, che poi dovranno essere demoliti. In particolar modo a Portogruaro questo potenziamento ci consente di essere ancora più, diciamo, rispondenti a quelle che sono le esigenze degli utenti, dei pazienti e dei nostri professionisti. Però abbiamo avuto anche investimenti importanti sulle tecnologie. A Portogruaro abbiamo sostituito la risonanza magnetica nucleare quest'anno, quindi abbiamo una nuova risonanza da 1,5 Tesla e anche la tomografia a 128 slide. Analogamente è successo anche a Jesolo, abbiamo acquisito una nuova TAC, e a San Donà la nuova TAC nel 2023, e quindi abbiamo le grandi apparecchiature, così vengono definite, praticamente tutte nuove grazie appunto all'investimento che la Regione sta facendo in questo territorio con il supporto degli amministratori della politica locale e del consigliere regionale Barbisano. E abbiamo anche un progetto importante su Portogruaro per la realizzazione della nuova procreazione medicalmente assistita, che in questo momento è all'esame della Regione Veneto, e un altro progetto che stiamo predisponendo è quello per la realizzazione di una sala operatoria per il parto all'interno dell'area materno-infantile dell'ospedale di Portogruaro. Ricordo anche che quest'anno abbiamo attivato nel portogruarese 2 comunità terapeutiche psichiatriche con 18 posti letto totalmente nuove, e poche settimane fa l'assessore Lanzarin ha inaugurato la comunità terapeutica residenziale per minori con disturbi del comportamento alimentare, una nuova comunità con 12 posti che sostituisce la precedente che aveva 9 posti e si inserisce nel sistema di cura dei DCA, che vede Portogruaro centro di riferimento a livello provinciale, ma che accoglie utenti che arrivano non solo dalla provincia e dal Veneto in generale, ma anche da altre regioni del nord, del sud e del centro Italia, quindi un centro di riferimento riconosciuto a livello nazionale sul quale la regione ormai da anni sta investendo puntualmente e periodicamente, che diventa veramente un punto importante per la salute dei nostri giovani.